catalanza, come dicono in catalano, si estende in Francia con Perpignano, si estende ai Pirenei, raggiunge Andorra, si estende all'Aragona, si estende anche ai Països Valencianos e soprattutto si estende alle isole Baleari, che fanno parte quindi, sono tutte le stelle mediterranee. Dico brevemente gli scopi dell'associazione perché non voglio dilungarmi. Dunque, a parte l'istituzione del Mediterraneo, a noi che ci abitiamo, e quindi dal punto di vista storico, turistico, culturale, economico, riuscire a... noi praticamente saremo nei prossimi tempi preda del federalismo che ci vuole imporre la Lega. Io, dal mio punto di vista, penso che per fare un federalismo della Sicilia ci vogliono 3 condizioni, per poter fare questa legge del federalismo. Ci vogliono 3 condizioni. Uno, la lotta, come dice giustamente il dottor Cenò, la lotta alla mafia deve essere veramente reale, deve raggiungere veramente il suo scopo, perché veramente la mafia e il racket ci impediscono qualsiasi sviluppo economico. La seconda è le infrastrutture, che purtroppo da 150 anni non ci sono in Sicilia, per cui abbiamo bisogno delle infrastrutture. Le infrastrutture intendo anch'io, le vie del mare, come dice il dottore Cenò, i porti, perché praticamente il nostro movimento deve essere via mare. Noi abbiamo il mare, non ce ne frega niente a noi del ponte. Noi abbiamo il mare, abbiamo porti eccezionali, dobbiamo veramente sviluppare la centralità della Sicilia in tutto il Mediterraneo, quindi verso la Spagna, verso la Tunisia, verso l'Algeria, verso il Maghreb, verso Israele, verso l'Asia, sfruttare quindi con i porti e con le navi questa nostra possibilità. E noi vogliamo essere colonia di Malpensa, perché non ce ne frega niente a noi di Malpensa. Io non devo andare, per andare a Tunisi, non devo andare da Palermo a Tunisi e poi andare da Palermo a Malpensa e poi da Malpensa a Tunisi, perché non ce ne frega niente a noi. Malpensa l'ha voluta la Lega, se la tiene la Lega, non ce ne frega niente, è un problema loro, non ci interessa a noi. A noi interessa effettivamente che ci sia uno snellimento del traffico, uno snellimento chi viaggia, avere la possibilità di viaggiare e non di pagare in più perché deve dare soldi alla Lega a Milano. Non ce ne sta niente. E la terza cosa, quindi la terza cosa è la fiscalità di vantaggio. Come giustamente per tutti i torti che abbiamo subito, noi dobbiamo avere la fiscalità di vantaggio o addirittura la zona franca, come dice il dottore Diciamo sempre, che ci permette a noi di recuperare per 25 anni tutti i torti subiti, che ci permette a chi vuole fare imprenditore in Sicilia di venire a investire senza essere taglieggiato dalla mafia o ucciso dalla mafia, senza essere taglieggiato dallo Stato. Dobbiamo avere una classe di imprenditori liberi, come abbiamo avuto nei secoli passati, che sono venuti qua a investire. Proprio non era siciliano, proprio era calabrese, e hanno creato veramente la più grossa dinastia di industriali al mondo. Perché la Sicilia è una terra aperta, una terra che accoglie volentieri tutti quelli che ci vogliono venire. Noi siamo di cultura della mia Grecia, la nostra ospitalità, la nostra accoglienza non ce l'ha nessuno al mondo, e questo dobbiamo continuare a essere. Poi il mio sogno è quello di una Sicilia ecologica. Io faccio medicina naturale, sono medico, faccio medicina naturale, per me il mio sogno, visto che la Sicilia è un'isola, e visto che praticamente oggi le malattie sono dovute moltissimo agli antimittografici e pesticidi e diserbanti che i nostri industriali del nord ci hanno costretto a usare in campagna, io spero che in futuro ci sia da parte dei siciliani la consapevolezza che si suole essere bene di usare l'agricoltura biologica,